Carlo Gentilini, tra attacchi agli avversari per Cassugana e appelli ai giudici, arrivano allo sceriffo le scuse della Lega direttamente dal governatore del Veneto, Luca Zaia. Treviso è conosciuta in tutto il mondo come la città più sicura e la città che ha integrato di più le etnie di altre nazioni. È uno dei punti toccati ieri da Gentilini durante la presentazione dei suoi candidati. Brucia ancora la condanna per istigazione all'odio razziale. Io ho detto ai giudici: venite a Treviso a vedere com'è la città di Treviso, non lasciatevi infinocchiare. Sicurezza, onestà e rispetto delle regole, i punti fermi della campagna elettorale che ha visto la presenza di supporter d'eccezione come il presidente della regione. Più che lanciarlo in una campagna delle comunali che lo vedrà trionfatore sulla biga con un tiro a 6 cavalli bianchi vestito da centurione, varrebbe la pena di fare molte scuse, perché lui è stato, noi diciamo che lui è stato per noi un grande faro. Però bisogna anche dire che lui è stato l'iniziatore di molte idee, di molte iniziative che spesso anche la Lega non ha capito. Un precursore che, una volta gettate alle spalle le incomprensioni, incassa anche l'appoggio dell'attuale primo cittadino Giampaolo Gobbo. Tra il pubblico i volti dei candidati, ma anche di chi non ci sarà più a Cassugana, dall'ex parlamentare Mauro Michelon all'assessore al bilancio uscente Fulvio Zugno. Liste e Lega che non hanno rinunciato a punzecchiare gli avversari per Cassugana. Questa non è un'accozzaglia di liste che si mettono insieme per sconfiggere qualcuno. Qui ci sono persone che già stanno amministrando insieme e le schegge impazzite, come le definisce Gentilini, sono già state messe in disparte, da parte. Quindi questo centrodestra è un centrodestra unito che ha già dato dimostrazione di governabilità. E alla presentazione di ieri anche la lista dei giovani che appoggia Gentilini.